È un appello accorato e senza toni urlati, quello degli abitanti di Zingarello che oggi hanno affidato ai social la loro voce per rivolgersi a tutte le autorità che hanno la competenza e la gestione della res pubblica in materia di acqua. Lo fa per tutti Etta Milioto, intellettuale con una lunga storia e carriera ai vertici della burocrazia e cavaliere della Repubblica. Il problema dell'acqua, afferma, è diventato non un semplice problema, ma una violazione a quello che molti vantano di difendere, il diritto all'acqua quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Esso riflette l'imprescindibilità di questa risorsa relativamente alla vita umana. Si tratta di una situazione di emergenza assolutamente complessa e gravissima, sottolinea, e fa subito riferimento alla contrada Zingarello che, non si sa per quali motivi, non riceve acqua da 25 giorni. Si profila una guerra tra poveri, poi evidenzia, perché a San Leone arriva regolarmente ogni 7 giorni e a Zingarello no. Quale santo politico dobbiamo pregare? Chiede. È una vergogna. Quale modus operandi viene usato per la turnazione? Ancora si interroga e poi conclude affermando che nonostante la Madonna abbia fatto piovere, l'acqua non esce dai rubinetti e i cittadini adesso aspettano il miracolo che deve venire da una forte presa di coscienza di chi amministra.